In Calabria oltre 19.000 gli studenti impegnati negli esami di maturità, una prova particolare per le misure di sicurezza disposte. L'annuncio del sindaco di Rende Marcello Manna: lascio la presidenza del Lato, non ci sono le condizioni per continuare. La presidente Santelli annuncia l'avvio dei cantieri per la costruzione dei nuovi ospedali di Gioia Tauro e della Sibaritide. Il commissario Miccoli disegna il nuovo PD cosentino e a chi lo critica risponde: la pacchia è finita. Ancora fermi gli impianti sciistici di Lorica, protestano gli operatori turistici per la mancata apertura. Tenta una rapina in banca ma viene messo in fuga dai clienti. È successo oggi a Cosenza. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque gli esami di maturità in primo piano in questa edizione. In Calabria sono stati oltre 19.000 gli studenti impegnati, una prova molto particolare per le misure di sicurezza disposte in seguito all'emergenza sanitaria, una prova unica che ha reso ancora più indimenticabile questo esame. Dopo i mesi di lockdown, gli studenti dell'ultimo anno sono tornati oggi in classe per sostenere l'esame di Stato. Certo, quest'anno una prova diversa dagli anni precedenti, particolare per le misure di sicurezza previste a seguito dell'emergenza sanitaria, misurazione della temperatura prima di entrare in classe, dispositivi di protezione personale per studenti e docenti. Tutti i docenti sono a distanza di sicurezza, noi abbiamo previsto 2 metri, come vedete, per ogni singolo banco postazione dove i singoli docenti sono posizionati. Abbiamo sistemato un segno in modo che non ci siano, come dire, fraintendimenti di nessuna natura. Il candidato è posto al centro e quindi questa disposizione a ferro di cavallo garantisce la sicurezza. Il candidato, dicevo, è disposto al centro. Abbiamo previsto la possibilità della proiezione nel caso in cui il candidato dovesse mostrare il proprio elaborato per via telematica, come sta accadendo. E nel caso specifico ogni singolo candidato è dotato di PC, così come abbiamo previsto fin dall'inizio. Stiamo sperimentando anche noi una modalità nuova di fare gli esami di maturità, ne faremo 4 al giorno, almeno per quanto riguarda la mia sezione, proprio per dare modo di sanificare poi l'aula tra un candidato e l'altro. Sono favorevole agli esami in presenza perché penso che sia un momento, una tappa fondamentale nella vita di un ragazzo. E quindi sarebbe stato veramente chiedere un sacrificio enorme ai ragazzi che già hanno sacrificato tanto in questa situazione. Un esame molto diverso dal passato, dunque, solo il colloquio orale di circa 60 minuti e nessuna prova scritta. L'unica cosa identica agli altri anni però è l'ansia che da sempre accompagna chi si appresta a sostenere il primo vero esame della vita. Ma è stato, inizialmente credevo peggio, ma è andato molto bene, sono andata spedita e mi sono trovata molto bene anche a fare i collegamenti. È anche stato bello affrontare per l'ultima volta l'ansia delle interrogazioni o comunque l'ansia da prestazione, ed è stato bello rivedere soprattutto i miei professori per un'ultima volta purtroppo. Entreremo nella storia perché un'esperienza così è molto improbabile anche dal punto di vista storiografico. Mi sento preparato, mi sento pronto, penso che andrà bene. Adesso la questione dei rifiuti, l'annuncio del sindaco di Rende, Marcello Manna, che era anche presidente del Lato Cosenza 1, non ci sono le condizioni per continuare e dunque lascia la presidenza. Rassegnerò le dimissioni dalla presidenza del Lato. Marcello Manna, sindaco di Rende, alla guida dell'ambito territoriale ottimale della provincia Abruzia, farà un passo indietro. L'emergenza rifiuti pesa e tanto, peserà ancora di più dal 30 giugno prossimo, giorno in cui cesserà l'intervento dei privati, così prevede la legge. Il sistema scoppia e le discariche pubbliche da sole non bastano. Il presidente del Lato lo ha fatto presente alla Regione Calabria. Mancano meno di 2 settimane, ma dalla cittadella di Germaneto al momento c'è solo silenzio. Nei mesi scorsi non si è trovato l'intesa sul sito dove ubicare l'ecodistretto, non
non c'è progettazione per il futuro. Ciò significa che si prospetta un'estate nel caos. Non ci sono più le condizioni, dice Manna, che anticipa getterà la spugna, mentre nelle città calabresi si agita lo spettro della spazzatura e delle proteste, così come è accaduto nei giorni scorsi a Reggio. Resta la domanda: a chi conviene non far funzionare il sistema? I cittadini hanno cambiato regime e abitudini, differenziata porta a porta, con l'intento di risolvere un problema che invece si ripresenta puntualmente in tutta la sua complessità. La sanità, la Presidente Santelli annuncia l'avvio dei cantieri per la costruzione di nuovi ospedali di Gioia Tauro della Sibaritide. Certi argomenti non passano mai di moda, magari per lungo tempo giacciono nel dimenticatoio, ma poi ritornano. Prendete il caso della costruzione dei nuovi ospedali, i 3 grandi nosocomi pensati, si fa per dire, oltre 10 anni fa, annunciati come la panacea per il sistema sanitario calabrese, ma, manco a dirlo, non ancora realizzati. Eppure, in questo lungo lasso di tempo abbiamo assistito ad una miriade di iniziative pubbliche, tutte tranquillizzanti. Presto avvieremo i lavori, salvo poi constatare che non è accaduto nulla. Tante storie hanno attraversato i progetti, alcune grottesche, che sarebbe troppo lungo descrivere nello spazio strettissimo di un servizio televisivo. Il succo della questione, insomma, è uno zero assoluto in termini di fatti. I progetti sulla carta, c'è a dire il vero qualche prima pietra ed una ruspa che molti giurano di aver avvistato un paio di anni fa in zona Sibari. Il resto è lettera morta. Adesso Santelli dice di volerci mettere l'attenzione dovuta e annuncia l'imminente apertura dei cantieri Sibari e Gioia Tauro. Insomma, avranno ciò che attendono da anni. La promessa della governatrice poggia su un dato importante, cioè che si è conclusa la lunga vicenda della Tecnis, la società che doveva costruirli e che adesso ha ceduto le quote societarie a Presidi Ospedalieri, che provvederà a far nascere l'ospedale di Gioia Tauro, e alla società D'Agostino Costruzioni per il nosocomio della Sibaritide. Tutto a posto o quasi, sulla carta pare di sì. Attendiamo che i cantieri riaprano. La speranza è l'ultima a morire. Quasi 1000 tamponi effettuati oggi in Calabria, fortunatamente ancora uno 0 nel bollettino regionale, e sono soltanto 33 i positivi sul nostro territorio, quindi diminuiscono ulteriormente. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 82.203 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.162 più 0 rispetto a ieri. Quelle negative sono 81.041. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 15 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 168 guariti, 33 deceduti. A Cosenza 1 in reparto, 9 in isolamento domiciliare, 424 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 in reparto, 4 in isolamento domiciliare, 252 guariti, 19 deceduti. A Crotone 112 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 1 in isolamento domiciliare, 76 guariti, 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il paziente ricoverato al Policlinico Universitario di Catanzaro, proveniente da Vibo, non ha esigenze rianimatorie, ma dovendo essere monitorato dopo l'infarto del miocardio, rimane degente in terapia intensiva. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.113. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. La politica adesso, la nuova fase del PD spiegata dal commissario Miccoli al TG10, discontinuità con il passato, e poi il giallo delle tessere relative al 2019, la nascita di una nuova classe dirigente. Sentiamo. Discontinuità con il passato, il PD, che verrà quello prospettato dal commissario della Federazione Bruzia, si smarca dalla gestione fin qui operata e lancia il metodo del confronto con la società civile, rimanda al mittente i sospetti di scissione, dice no alle correnti e insinua sospetti su pacchetti di tessere pare mai ritirate. Il tesseramento del 2019 non può essere considerato valido per fare il congresso nel 2020 per superare il commissariamento, perché molti circoli non hanno proprio consegnato, altri hanno consegnato senza il pagamento, quindi sono tessere che io non accetto, non riterrò valide, e altri circoli stanno adesso consegnando solo ora. Ovviamente c'è stata la fase del lockdown, quindi io non sono potuto venire a Cosenza, non abbiamo potuto lavorare in federazione, stiamo completando il tutto. Quando tutto sarà completato forniremo alla stampa i dati e illustreremo quello che è accaduto.
inizia una nuova fase. Rispetto al nostro piano, anche quello che è l'intenzione di Nicola Zingaretti, è un partito che si rinnova anche, diciamo. Quindi noi non vogliamo escludere nessuno, ma i cittadini ci chiedono anche di proporre alla politica, proporre all'amministrazione, proporre alla dirigenza del partito un partito anche rinnovato, che ha nelle sue caratteristiche anche la capacità di promuovere una nuova classe dirigente per poterla proiettare anche non solo dentro al territorio di Cosenza, ma anche dentro una vicenda più grande, quella regionale o d'altro. Entriamo in una stagione molto complicata, molto difficile per il Paese e quindi anche per il territorio di Cosenza, e quindi c'è bisogno dal punto di vista del Partito Democratico di uno sforzo maggiore, di una sua riorganizzazione sul territorio ed anche ovviamente di un'elaborazione politica che riguarda i programmi e riguarda le proposte politiche da sottoporre ai cittadini. Il partito comincia a guardare alle amministrative. Per Palazzo dei Bruzzi si andrà alle urne nella primavera del 2021. Miccoli non ne fa mistero, ma nel partito la dialettica interna è sempre stata faticosa. Un esempio: arrivano le prime critiche, l'accusa al commissario è quella di volere un partito chiuso. Chi fa le critiche in questo momento probabilmente le fa per avere possibilità di visibilità, perché forse non c'è mai stata la possibilità di un partito così aperto. Nei forum che stiamo effettuando in questi giorni, in questi anche mesi di lockdown, stanno partecipando per lo più persone non iscritte al Partito Democratico. Stiamo avviando la ricerca di candidati nei 17 comuni della provincia, aperti a tutte le forze politiche, associative, ai movimenti. Stiamo riallacciando i rapporti con le forze sociali, con il mondo associativo, con le associazioni antifasciste, con le sardine, con i movimenti. Quindi chi fa queste critiche ha probabilmente bisogno solo di un po' di visibilità e non caschiamo nel tranello di andargli dietro. Il caso impianti di Lorica: a dicembre 2019 c'era la neve ma gli impianti erano desolatamente fermi, si pensava a una riapertura a gennaio, poi la neve non è scesa se non in periodo di lockdown. Il lockdown ha fatto un po' passare il tempo e quindi trascorre inutilmente il tempo anche per l'impianto di Lorica, che ancora permane fermo, col mancato funzionamento, che fa lamentare, naturalmente protestare gli operatori turistici. Il rischio è che diventi una specie di monumento nel deserto, eppure Dio solo sa come servirebbe questa infrastruttura per il turismo silano, ma nonostante tutto gli impianti di risalita sono fermi, immobili, a testimoniare l'andazzo calabrese. Guardate queste immagini, è l'11 marzo del 2018, guardate bene che bella festa, era il giorno dell'inaugurazione degli impianti, taglio del nastro, foto, interviste, sorrisi e promesse, sembrava dovesse iniziare una nuova era per Lorica. Già, doveva, ma dopo poco tempo il sequestro e il blocco, poi più nulla, intere stagioni turistiche bruciate con conseguenze pesantissime per le poche aziende che insistono sul territorio e che sono costrette a 1000 peripezie per sopravvivere. La cosa ancora più grave è che a distanza di tempo non si capisce bene cosa stia accadendo, perché gli impianti ad oggi sono ancora fermi. Risultato? Un'altra stagione consegnata all'oblio. Si torna a parlare degli impianti di risalita di Lorica e lo si fa giustamente con preoccupazione, non soltanto per l'esito dell'inchiesta Lande Desolate che riguarda quest'opera pubblica, ma anche perché è necessario trovare al più presto un privato pronto ad investire almeno 3 milioni di euro, un contributo previsto in fase di finanziamento europeo e che andrebbe ad aggiungersi agli oltre 13 milioni del contributo pubblico a valere sul fondo POR 713. Ora sull'opera si rischia il recupero degli importi che la Commissione ha già versato e anche l'eventuale disimpegno del saldo finale, così come ho più volte denunciato anche prima che la magistratura avviasse l'inchiesta. Mi auguro che le amministrazioni locali riescano al più presto a trovare la soluzione migliore, una soluzione che possa restituire alla collettività un'opera essenziale per il rilancio turismo, ma anche per il rilancio economico di Lorica. La proposta della Fondazione Terina, il processo Rinascita Scott, si svolga nell'immobile di 3.000 metri quadri nell'area ex SIR a Lamezia Terme, finora adibito a sede di call center ma che a fine mese resterà libero.
In una lettera indirizzata al Ministro della Giustizia e ai vertici giudiziari calabresi e per conoscenza al Presidente della Regione, Gennarino Masi, Presidente della Fondazione Terina, ente strumentale della Regione Calabria, che gestisce una serie di immobili dell'area ex SIR di proprietà dell'ente stesso, interviene sulla questione relativa al maxi processo Rinascita Scott contro l''ndrangheta e propone di svolgerlo alla Lamezia Terme nell'immobile di oltre 3.000 metri quadri. Una proposta che afferma ritengo di più agevole economica e pronta soluzione al problema determinato dall'obbligo di rispetto delle norme di distanziamento sociale imposte dall'emergenza coronavirus, di rinvenire un'aula bunker in cui celebrare nel 2021 il maxi processo noto come Rinascita Scott. La Fondazione Terina gestisce in comodato d'uso gratuito nell'area ex SIR un cospicuo numero di immobili di proprietà della regione stessa ubicati al centro della Calabria e vicini all'aeroporto internazionale, alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale e agli svincoli di Lamezia e Pizzo dell'autostrada A2 del Mediterraneo, dotati di anche ampio parcheggio nonché di un servizio di vigilanza H24, immobili pubblici vuoti e di rilevante dimensione più prossimi al Tribunale di Vibo Valentia. C'è ad esempio un immobile già completo di tutti i servizi che potrebbe facilmente, con una spesa all'incirca di qualche centinaio di migliaia di euro, essere trasformato in una vera e propria aula bunker, sicuramente consona a consentire in modo più che soddisfacente sia il rispetto di tutte le misure di distanziamento sociale sia un risparmio per il bilancio dello Stato. Torniamo a parlare di usura con un ritorno sull'operazione che ha visto 22 arresti, usura con percentuali di 1700% annuo, sequestro di 5 milioni. Sentiamo. Un autentico inferno quello che hanno patito da prima della metà del decennio che si sta ultimando molti imprenditori della piana di Gioia Tauro finiti nel tritacarne della cosca Longo Versace, i cui componenti, secondo quanto emerso dall'operazione Libera Fortezza scattata ieri, avevano deciso di investire nell'usura i proventi di altre illecite attività. Usura uguale minacce, vessazioni, terrore. Se non si mantengono i nervi saldi le conseguenze possono essere gravissime. Tra coloro che erano finiti strozzati c'è chi ad un certo punto ha pensato di farla finita inalando pesticidi e insetticidi. Un autentico collasso economico e psicologico per queste vittime, costrette a corrispondere mensilmente somme enormi come rata in attesa di saldare il debito. Le vittime povere agnellini, gli usurai, belve feroci, pronti a tutto pur di avere alle scadenze stabilite il ritorno previsto. I Longo Versace erano certi del silenzio degli imprenditori, alla concessione del prestito si facevano consegnare assegni in bianco oppure facevano emettere fatture false o ancora imponevano ai loro debitori la sottoscrizione di polizze assicurative. Insomma, di tutto allo scopo di non comparire ed invece alla fine sono venuti fuori dal buio protetto, grazie all'intuizione dei carabinieri della stazione di Polistena e della compagnia di Taurianova che hanno notato incontri quantomeno sospetti. Hanno approfondito e nella perfetta collaborazione con la Guardia di Finanza sono riusciti ad acquisire elementi indiziari che piano piano sono diventate prove. Militari dell'Arma e Fiamme Gialle hanno investigato sul campo e hanno studiato una montagna di carte. Inequivocabilmente capi, collaboratori e gregari del clan di Polistena avevano messo su una struttura finanziaria abusiva, tassi di interesse in media del 200% fino in alcuni casi oltre il 1000%, tanto che qualcuna delle vittime ha finito per diventare mediatrice pur di tenersi buoni gli aguzzini. Però, convinti e sostenuti da carabinieri e Fiamme Gialle, dopo un eccellente lavoro coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, 13 soggetti hanno deciso di liberarsi del peso di anni di paure e vessazioni e si sono alleggeriti raccontando tutto, un tutto che sa di non vita, di rinunce e di idee risolutive autolesioniste ed estreme. Dopo le denunce, sollecitate ieri anche in conferenza stampa dal capo della Procura di Reggio Bombardieri, la rinascita. Tentata rapina in banca a Cosenza, una rapina sventata dai clienti. Sentiamo. La polizia è ancora all'interno della banca quando la nostra troupe arriva su Corso Mazzini a Cosenza. Qui nella filiale della Banca Popolare di Bari, poche ore prima un uomo a volto coperto e armato di taglierino ha tentato una rapina.
ma solo grazie alla reazione di alcuni clienti che in quel momento si trovavano all'interno dei locali che ospitano l'istituto di credito, che l'uomo ha desistito ed è fuggito via fra le urla e le richieste di aiuto di dipendenti e clienti. L'uomo ha fatto immediatamente perdere le proprie tracce nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, ma sono stati acquisiti i filmati non solo delle telecamere della filiale, ma anche quelle di videosorveglianza poste nella centralissima via dello shopping per carpire particolari e individuare chi poco prima che avvenisse la tentata rapina si aggirava nei pressi della banca. Anche perché l'uomo ha fatto irruzione con il viso travisato, ma essendo una strada molto frequentata, gli inquirenti della squadra mobile di Cosenza ritengono si sia camuffato nei pressi proprio dell'istituto di credito. Dunque potrebbe avere le ore contate l'autore della tentata rapina. Subito dopo l'allarme e l'arrivo delle volanti, in tanti si sono soffermati lungo il corso principale, incuriositi per quanto accaduto poco prima all'interno della banca. Ennesimo atto vandalico ai danni del Centro Calabrese di Solidarietà a Catanzaro. La presidente Isa Mantelli dice non sono soltanto dei balordi, mentre il sindaco ha fatto installare la videosorveglianza. Atti vandalici sono stati compiuti la notte scorsa ai danni della sede del Centro Calabrese di Solidarietà di via Fontana Vecchia a Catanzaro. Ignoti hanno infranto le vetrate della sede. Già nelle scorse settimane la struttura è stata presa di mira da ladri e vandali. E questa è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In questo momento fra poco arriveranno i tecnici a montare le telecamere, in tutti i casi lasceremo aperta questa struttura e toglieremo tutto quello che è possibile togliere di valore, perché tanto non hanno intenzione di sottrarre qualcosa di valore, ma è solo di mandare un messaggio che ci possa fare paura. A questo punto comincio a pensare che non sono solo dei balordi. Al quinto atto e non hanno paura. E per rompere un vetro rinforzato con metallo interno c'è stato del tempo, c'è stato molto rumore e non hanno agito nell'immediato in un attimo, hanno usato tanto tempo, quindi è gente che non ha paura, non sono solo ragazzi. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, dando seguito alle rassicurazioni già espresse nei giorni scorsi, ha dato urgenti disposizioni affinché nell'arco della giornata venissero installate le telecamere di videosorveglianza all'esterno dell'edificio. Quanto tempo stiamo perdendo dietro a questi sconosciuti, questi che si nascondono nell'anonimato? Quanto tempo stiamo perdendo e stiamo sottraendo alle nostre opere? Peraltro, oltre al danno economico che stanno facendo al centro, c'è un danno diverso, c'è un danno che ci stanno distraendo profondamente dalle nostre attività. C'è molta rabbia, c'è voglia di dare identità a questi soggetti che lavorano di notte e che lavorano contro, mentre noi come Centro Calabrese siamo sempre stati abituati a lavorare a favore delle povertà, accanto agli ultimi, non contro qualcuno. Adesso la nostra rubrica, la borsa. Chiusura incerta per le borse europee. Ieri il presidente della Fed ha sottolineato la necessità di ulteriori interventi fiscali, ribadendo che ci vorrà molto tempo prima di una ripresa dai danni causati dal coronavirus. Gli operatori attendono il piano di spese infrastrutturali da 1.000 miliardi dell'amministrazione Trump e hanno accolto con favore l'ampliamento del programma di acquisti di titoli da parte della Banca Centrale statunitense. Permangono le incertezze legate all'accelerazione dei contagi in alcuni stati americani, in Brasile e a Pechino. Nella capitale cinese sono state chiuse le scuole e si è ritenuto opportuno cancellare il 60% dei voli da e per la città come misure di contenimento. A Piazza Affari il FTSE MIB e l'Ibex 35 di Madrid chiudono in ribasso a meno 0,2%. Positivi il CAC 40 di Parigi a più 0,9%, il DAX di Francoforte a più 0,5%, il FTSE 100 di Londra a più 0,2%. Oltreoceano viaggiano senza una direzione precisa il Dow Jones a meno 0,2%, l'S&P 500 flat e il Nasdaq a più 0,5%.
Sul Forex l'euro-dollaro perde lievemente terreno a quota 1,121, mentre il cambio tra biglietto verde e yen rimane poco mosso a 107,3. Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,6% a $40,7 e il WTI a meno 1,1% a $37,9 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 179 punti base, con il rendimento del decennale italiano in area 1,40%. Tornando a Piazza Affari, sul FTSE gli acquisti premiano in particolar modo Recordati a più 6,3% e i finanziari Nexi a più 3,1% e Fineco a più 2,6%. Deboli invece Tenaris a meno 3,2% e Atlantia a meno 2,5%. Grazie e buon proseguimento di serata. E adesso il meteo, le previsioni per le prossime ore, vediamo. Tempo in graduale miglioramento nelle prossime ore per una temporanea risalita dell'anticiclone. Per domani cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature in lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani mari poco mossi o al più mossi con ventilazione debole o moderata, sempre dai quadranti occidentali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.